Allora, nuova giornata al nostro Hot Corner e oggi Leonardo Di Costanzo. Come stai? Bene, siamo qua Sei ospiti. contento? Tu c'è che una c'è un bellissima bel giornata. rapporto con Venezia però. Sì, Tutte le volte questo- che vieni, aria ferma, passo da Venezia. Sì, 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 è passato a Venezia, poi era passato l'intervallo, l'anno scorso ero in giuria. Ti piace venire a Venezia? Sì, C'è di, sì. c'è di peggio, E c'è diciamo. di peggio nella vita Esatto. come attività, Esatto. come passare l'inizio settembre. Esatto, senti Leonardo, quest'anno sei qui fuori concorso con un cortometraggio molto particolare, si chiama Welcome to Paradise. Sì, Da dove inizia? ma inizia Fatto su... tutto con attori adolescenti, Sì, praticamente. ma inizia da un'iniziativa, o dell'iniziativa che generalmente si fa la Fondazione Fare Cinema, messa su creata da Marco Bellocchio e Paola Petrazzini. Infatti tra i produttori c'è Pier Giorgio Bellocchio del C'è Pier cortometraggio. Giorgio, infatti. No, ma perché nella tradizione del fatto, sai, Bellocchio fa questa, da 20 anni c'è il Festival di Bobbio Sì, vicino sì. a Piacenza e fa lui ogni anno durante il festival fa un corto con i ragazzi selezionano dei ragazzi che vengono dalle scuole o gente che ha un po' di esperienza e li usa fa un corso praticamente, cioè fa un corso però che fanno un Certo, un cortometraggio corso insieme. concreto, diciamo, non un concreto, corso esatto. accademico. E lui ha fatto una ventina di cortometraggi così. E quando non può farli, no, perché ha bisogno, cioè, o sta montando, è Certo. occupato in altre cose, chiede a dei colleghi. E in questo caso ha e chiesto a questo Leonardo Di chiesto- Costanzo. io sono stato onorato di questa cosa, ma ovviamente. Ma io col cortometraggio non c'ho, a parte quello là Che poi questo è anche lungo perché sono 24 minuti, è anche lungo per essere un cortometraggio in teoria. Sì, sì, Cioè è un po', esatto, è un po', sono 24. Sembra... Per cui partiamo... Tu sei partito con i ragazzi che infatti si vedono e sono tutti ragazzi della zona praticamente. Sono tutti ragazzi, ma in più, siccome io non ho una consuetudine con la scrittura del cortometraggio, infatti ero un po' esitavo su farlo o Certo, no, perché poi comunque è tutto c'è un altro respiro. c'è un altro totalmente. respiro, proprio un altro pensiero, un altro modo di pensare. Però lì, guarda caso che lì sempre a Bobbio c'è un corso di sceneggiatura che è tenuto da Varia Santella e Bruno Oliviero, Ah. che guarda caso negli sceneggiatori miei, anche di Araferma, su cui stiamo lavorando nel prossimo film anche. Per E cui io quindi sono andato hai lì fatto- ai ragazzi e ho detto ragazzi io devo fare un cortometraggio, non ho tempo per scrivere, perché sto facendo altre cose. Abbiamo passato un paio di giorni insieme e loro hanno scritto e quindi abbiamo parlato di quello che mi poteva interessare, delle cose così. Abbiamo parlato dei miei film e quindi hanno presentato si sono divisi per gruppi, hanno presentato 4-5 progetti, alcuni dei quali molto molto belli, poi alla fine abbiamo deciso questo perché mi sembrava quello più anche in continuità con degli interessi miei Sì, sul lavoro sugli anche adolescenti. attuale su certi temi, c'è la parte sì. di bullismo. Ma la ragazza fantastica che è la protagonista con la band, come l'hai trovata, come l'hai scelta? Perché poi essendo i protagonisti due adolescenti, non è che vai a trovare gli attori adolescenti, dove li trovi gli attori adolescenti? E quindi siamo andati un po' in cerca per le strade, davanti alle proprio scuole. alla neorealismo puro Sì, quasi. sì, sì, e io vabbè ho fatto già intervallo così, Sì, è vero. sono tutti un po' così. E quindi poi abbiamo fatto ovviamente, abbiamo scelto una ventina di ragazzi, che ne abbiamo contattati non male, e con i quali abbiamo fatto un corso di formazione alla recitazione, di una settimana di training, diciamo, e poi ne abbiamo scelti i ragazzi che poi Tra cui oltre a la Marta, protagonista che è sì. fantastica. Sì, sì, sì. Cosa ti hanno dato? I ragazzi? Perché poi c'è un'energia, no? Ma c'è un'energia, io Che lo io scrivi anche lavoro nelle note molto di con i regia, no? ragazzi. Tu nelle note sì. di regia hai scritto una cosa sull'adolescenza proprio. Sì, sì, che i ragazzi io lavoro, poi ho fatto una cosa che è andato anche a Locarno quest'anno, per esempio con dei ragazzi, però questa volta erano loro i registi. Ok. Ma non lo so, io ogni tanto mi chiedo ma come mai continuo a fare questa cosa, perché poi la gratificazione non è tanto economica, perché Certo. non è questo. E che evidentemente trovo il mio conto in qualcosa che ha a che fare con l'entusiasmo che loro, o con le novità di sguardo, Sì, con esatto, l'entusiasmo, in qualche modo è contagioso, di cui io mi nutro. Esatto, e ti rivitalizzi. Mi rivitalizzo. Senti sì. Leonardo, che effetto ti fa oggi riguardarti dietro, riguardarti il percorso che hai fatto?
Ti riguardi mai indietro? No. Sì, Ogni come tanto no, vai come no, come no. Cioè, nel senso, dal documentario, da... tutto il tuo percorso fino Sì, a Aria Fair, sì. che è stato un film importantissimo, che ha avuto un sacco di riconoscimenti. Aria ferma, dici, eh? Sì, sì, no, è una cosa che mi dico che probabilmente rimettendomi nel passato Se ti avessero detto 20 anni fa, guarda che... avrei detto fatti vedere da uno buono. No, veramente, senza... Beh, già questo però è già un bilancio, quindi vuol dire che Sì, sei andato oltre a sono- quello che ti aspettavi. Assolutamente, no, no, assolutamente. Cioè, Ma oggi cos'è il insomma, cinema per te? Per me personalmente, Sì, proprio come... è una fonte di identità, Sicuramente. Sicuramente è una cosa che poi io lo faccio in modo molto, non so come dire, è una cosa che ogni tanto mi dico, perché poi non è tutto così bello e facile, certo. perché, insomma, Perché poi le gestazioni sono talmente lunghe, c'è momenti di entusiasmo sì. e la crisi, poi di cosa faccio? Cioè, io che sto ma male, perché mi sono messo... sto male quando scrivo, sto male quando lo giro, sto male quando monto, sto Quando male esci, quando no. lo mostro, perché me ne esco sistematicamente, E c'è un momento in cui... ma perché faccio? Cioè, potrei fare un lavoro un po' più tranquillo. No, no, è una cosa che in realtà sono cose che, per esempio, su Aria Ferma, cioè, scopro delle cose, mondi che non conosco. Ah, ok, quindi è quasi un veicolo per... Che hanno a che fare con delle interrogazioni interiori che ho, cioè, e che è, non so, questo rapporto tra il bene e il male, la colpa a proposito di Aria Ferma, cioè sono sempre cose che in qualche modo entro in un argomento e all'inizio non ne so quasi niente e poi mi e faccio... poi diventa un'esperienza totalizzante. Esatto, sì. Per cui studio, leggo, guardo ma tu film. invece che spettatore, cioè, cosa guardi? Cioè, quali sono i tuoi riferimenti, per esempio? Ma io sono abbastanza onnivoro, cioè guardo molto. Io sono stato per 20 anni, sono stato tra qui e Parigi e quindi Certo. a Parigi era questo, poi sono tornato da decina d'anni, ci vado di meno e a Parigi c'era questa cosa, c'è questa cosa bella del cinema che a Parigi è una città dove, questo un po' lo sanno tutti, è un posto dove tu puoi andare al cinema alle 10 di mattina, vai lì su Periscope, dici voglio vedere un film coreano sottotitolato in ceco e lo trovi. Cioè, Perché poi lì il cinema è cultura con la C maiuscola, cioè, no? Mentre da sì, noi non ancora so, siamo c'è stato il sempre- fatto che ci hanno le file, la gente ne parla, ne vuole parlare, i dibattiti Sì, generalmente... fa parte ancora sono della molto- società, cioè ancora un elemento forte. È un elemento forte, la gente ne parla, si parla di cinema, è un elemento di dibattito, quando ci si trovano le persone a cena. E quindi è una cosa molto Che è vivace. assorbito lì anche. Che ho assorbito molto, cioè io Ma mi il tuo sono regista formato preferito là. chi è, se ti chiedessi il tuo Ma regista? sai, ma questa cosa per me cambia da periodi Da mese a a periodo mese. della In questo vita. mese qui a Venezia, settembre? In questo momento non lo so. Cioè, Adesso, qua? No, non ho visto molti film. No, ma anche, cioè, non lo so, ma mi metti in difficoltà con da De questa Sica domanda. a Kubrick, dico io, proprio Sì, grandi. sì. Vabbè, ma questi qua sono sempre... Così è banale, è banale, dice, questi No, per ma forza questi, stanno. questi sono proprio... Però ci stanno degli innamorati. Cioè, ma sai, io faccio sempre difficoltà con questa cosa perché... C'è stato il periodo che mi sono innamorato degli iraniani, per esempio. Ah, no? ok, quindi da Kiarostami in giù, Kiarostami, sì. Panahi, tutti Panahi, cioè io per esempio l'anno scorso... Povero Panahi, che adesso dovrebbe stare a Parigi, Panahi in teoria, no? Che è sì, libero, cioè, io ho trovato l'ultimo film... Bellissimo. Bellissimo, cioè, insomma... Grande veramente, verità, poi lì c'è sempre ma una sì, grande ma anche che dovremmo... Tutti i ragazzi dovrebbero guardare a scuola, no? Proprio perché implica proprio a che fare proprio col lavoro di chi racconta partendo dalla realtà, Esatto. diciamo. Per cui c'è un'interrogazione su se stesso. È sempre dall'identità, sempre, fortissimo. Incredibile. Cioè c'è stata l'inquadratura del perché sta in galera, poi perché c'è stata quella scena lungo il confine in cui lui dice Certo. ma vieni, dacci una mano, E qua è la basta. Turchia, no? E lui fa 2 passi indietro, là, è stato bellissimo. Cioè stanno periodi, questi restano comunque
dei cardini, dei punti di riferimento. Sì, impari, ma perché c'è poi ci stanno alcuni, come stanno, dipende dal periodo della vita, dalla vita. Ma io dei francesi attuali li conosco poco, conosco quelli che venivano i Dardenne belgi, sì, su belgi, quelli là, scusa, sì. Su quelli là, poi io vengo dal documentario, per cui Nicolas Philibert, Claire Simon, questi qua, cioè, che sono i miei fratelli maggiori quando vivevo in Francia, con cui ho avuto il piacere di condividere molto tempo e molte esperienze. Per cui c'è questa riflessione con queste persone, poi si è pensato il documentario, come cinema. Certo, che poi c'è stata un'evoluzione, poi del documentario fortissima. Infatti quel periodo là, io un po' l'ho intercettato perché è stato in quel periodo là a Parigi, che era fine anni 80, no? Inizio anni 90, che c'è stata questa cosa che le macchine, che a un certo punto anche le televisioni iniziarono a prendere dei documentari prodotti con delle macchinette, le prime camminette AI8, no? Per cui questa cosa che si potesse improvvisare, si potesse fare il documentario con delle macchine, tu entravi in una realtà senza dover impostare. Certo, esatto. E tra l'altro la inquinavi, perché prima la inquinavi la realtà entrando con le macchine. Ma lì inquinavi anche così, però, è vero, sì, però lo sguardo. Però c'era un'immediatezza, capito? Perché non dovevi stare lì a dire aspettate, esatto, a fingerla, mettere le luci, cioè per cui questa cosa qua fu una grande, come sempre le innovazioni tecniche poi hanno una innovazione, un impatto pazzesco sulla scrittura, sulla drammaturgia, sullo sguardo. Ma tu ti rivedi mai i tuoi film? Li hai mai rivisti o ti capita? O raramente, eviti? Perché generalmente mi dico ma lì potevo fare meglio, lì dico, potevo... ma sì, ma come è fatto? tu sei... sì, sono molto... Cioè sei critico, sei il peggior critico di te stesso o no? Sì, sì. Ma infatti non rivedrò mai questa intervista, per esempio. Vabbè, giusto, per questo devono vederla gli altri, insomma, tu l'hai fatta, ma sì. Senti, per chiudere, cosa stai lavorando adesso? Puoi dire qualcosa? No, non ma il soggetto. Pochissimo, sì, sto lavorando... Sei in fase di scrittura? Sì, sono in scrittura, sto lavorando come ti fase dicevo, più io sono semplice molto o più lento. difficile? No, è difficile fin quando non iniziano a entrare i puzzle, quella può essere anche come tutte le altre fasi, sono molto difficili, ma diventano gratificanti e belle quando i pezzi iniziano a incollare. Ma adesso sei nella fase chi me l'ha fatto fare o ancora no? Questa mi accompagnerà fino ai momenti dei titoli di coda. Vabbè, allora ci vediamo così, quando è pronto e ti chiederò chi te l'ha fatto fare. Sempre così, sì. Infatti bisogna sempre, questo pensiero non ci deve abbandonare. Anche il fatto di avere ogni tanto la sensazione di stare facendo una stronzata enorme. Questo è che serve anche quello, tu dici? Sì, stare lì sul bordo, avere un po' la sensazione del rischio. Di correre il rischio. Se no ti metti in una zona un po' più... Cioè dici una zona di sicurezza in cui che è una tentazione. Sì, perché è molto più comoda anche. Sì. Pericolosa. Leonardo Di Costanzo Lotcone. Grazie, Leonardo. Grazie mille.